Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti della mattina. Operazione Alcatraz, sgominata un'associazione criminale che trafficava droga e telefoni cellulari all'interno del carcere di Augusta. Fondamentale il ruolo delle donne dei due organizzatori. Sono 11 soggetti arrestati grazie alle dichiarazioni di alcuni detenuti. Giuseppe Lacorte ha confessato l'omicidio di Leandro Guadagni, il giovane sposato e padre di 4 figli ucciso ieri a Monreale con alcuni colpi di fucile. Il delitto di sangue sarebbe scaturito da alcuni mancati pagamenti dell'affitto. Sequestro di beni dal valore di 2 milioni di euro a un imprenditore di Gela accusato di avere legami con Cosa Nostra. Secondo l'accusa avrebbe fornito telefoni cellulari e schede telefoniche per evitare i controlli delle forze dell'ordine. Svuotato l'hotspot di Lampedusa, sono 184 i migranti rimasti all'interno della struttura d'accoglienza dopo l'avvio dei trasferimenti iniziati nei giorni scorsi. E infine lo sport, l'equipe Orizzonte vince la gara 2 di pallanuoto femminile raggiungendo la SIS Roma per la finale di scudetto. Per i dettagli vi basterà visitare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci.